Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che organizziamo nella sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto, luogo dal quale partono spesso iniziative importanti per comunicare a tutti i cittadini del nostro territorio, del nostro amato Veneto, eventi di una certa importanza. Oggi abbiamo protagonista la mia città, la mia adorata città di Noale, con rappresentanza dell'amministrazione che porterà poi un saluto, e dei due protagonisti che sono il presidente della Proloco, Enrico Scotton, e il presidente e responsabile della manifestazione del Palio di Noale, che è Massimo Casotto. Cominciamo prima, questi eventi, come vedete anche dal grafico, si tengono l'Infiorata il 6 e il 7 giugno, mentre il Palio si tiene il 19, 20 e 21 giugno. Sono eventi che hanno una tradizione ormai quasi trentennale, poca differenza l'uno dall'altro, e io partirei subito con il primo video che illustra la realtà ormai apprezzata e patrimonio fondamentale, perché vedete l'Infiorata che cos'è? Io ricordo quando ero bambino alla festa del Corpus Domini, che è la festa che religiosamente si tiene dopo 60 giorni circa dalla celebrazione della Santa Pasqua, si portava con l'estensorio, il parroco, il sacerdote, portava in giro per le città del paese l'ostensorio, l'ostia, che è il segno del trasporto del Signore appunto nella comunità, nelle nostre vie, nei nostri luoghi di lavoro. E quando appunto ero piccolino, quindi molti decenni fa, si seguiva con i familiari e con tutta la cittadinanza il sacerdote con un cestino al braccio dove erano raccolti dei petali di fiori e si spandevano questi fiori lungo il tratto della processione, quasi a rendere più nobile, più autorevole, più importante questo gesto di appunto introduzione dell'ostia nella comunità e nelle vie del paese. Oggi, per progressione anche della cultura, dell'impegno e anche per la qualità del pensiero sul tema, si realizzano le infiorate anche nel nostro territorio. Più al sud in Italia è partita nel XIII secolo questa iniziativa, da noi si spandevano i fiori, adesso anche da noi si fa una coreografia, si fa un quadro, si fa una vera e propria opera floreale straordinaria da vedere, che con la meticoloso impegno di un numero incredibile di volontari, annuale ce ne sono oltre un centinaio, coordinati ovviamente del responsabile Enrico Scottone e da tutta la squadra, ma soprattutto quest'anno vorrei ricordare Giorgia Assenno, che è un po' la figura che è responsabile della realizzazione del disegno, perché ogni anno c'è un tema, c'è un oggetto di ovviamente rilevanza simbolica religiosa che viene rappresentato. Quest'anno a Noale il tema sarà quello della ricorrenza di San Francesco, sono 800 anni dalla sua appunto esperienza terrena, e quindi il tema, poi lo vedremo magari o lo sentiremo illustrato dai protagonisti, riguarda proprio quello della vicenda e dell'esperienza religiosa di questo grande santo che troviamo in ogni parte del mondo, San Francesco. Questo per introdurre. Vedrei adesso, se è possibile, dalla regia il video e poi magari diamo la parola a Enrico Scotton, che di questo evento, assieme a Giorgia Assenno, è uno dei protagonisti. Prego.
direi che merita un applauso. Grazie a chi ha redatto questo video, che ci consentito tra l'altro di aggiungere, ci consente di aggiungere un altro dettaglio, che abbiamo anche i Madonnari nella giornata di domenica, che va ad arricchire ulteriormente la scena di questo evento. Terrei l'amministrazione per ultima, per concludere. Darei la parola a Enrico Scotton. Prego Enrico, che è il responsabile di questo in particolare evento. Prego Enrico. Buongiorno a chi ci segue, grazie. No, devi accendere Enrico. Buongiorno a chi ci segue, grazie di questa bella opportunità, grazie al nostro consigliere regionale Alessio Morosin. Avete visto nel video il lavoro delle mani. Ecco, l'Infiorata è un grande lavoro di mani, di tante mani che si mettono assieme e riescono a realizzare qualcosa di unico. La caratteristica della nostra Infiorata, che come diceva prima il consigliere Morosin, è unica in Veneto, siamo in 3 soltanto a farla, noi e 2 proloco del Padovano, Granze e Pontelongo, è una tradizione molto più diffusa al centro-sud, ecco, è quello di mettere insieme l'Infiorata, di mettere insieme tante persone, ma in caso di Noale di fare un disegno unico, perché se andate a visitare le infiorate più note, tipo quella di Noto in Sicilia o di Spello, sono quadri floreali. Noi abbiamo fatto anni fa una scelta molto più impegnativa. Realizzare un disegno unico vuol dire mettere insieme tante teste e tante mani, e tutte per fare una piccola parte di questo disegno. Non è il quadro che ti fai tu col tuo gruppo, no, e vuol dire che devi aspettare quelli che sono in ritardo, devi avere pazienza, devi aiutare chi ha bisogno di una mano, quindi è proprio un lavoro di condivisione. Infiorata è un'arte effimera, nel video si è visto, alla fine tutto scompare e diamo questa grande gioia ai bambini della prima comunione di entrare, finita la processione, e cancellare con i piedi tutto. Ovviamente chi ci ha lavorato per tante ore, tanti mesi, viene il magone, però anche questa è l'arte effimera come quella di Madonnari, è un'arte che deve durare l'arco di un giorno, però deve lasciare un ricordo. E questa proprio è nata una rete delle Proloco, con l'Umpli, la nostra organizzazione, che si chiama appunto Rete Infiorata Arte Effimera, e nei giorni scorsi abbiamo saputo che a dicembre di quest'anno, nella riunione del Comitato Intergovernativo dell'UNESCO, la rete sarà candidata al patrimonio immateriale mondiale UNESCO. Quindi questo merita un applauso, credo che sia una cosa. Noi per precauzione incrociamo le dita, ma la nostra delibera è già all'ordine del giorno del comitato che si riunirà dal 30 al 4 novembre a Xiamen in Cina, e dovremo avere questa notizia. Questo ci riempie di orgoglio, ma anche di tanta responsabilità di poter portare avanti questa tradizione che noi quest'anno faremo sabato 6, domenica 7, si inizia intorno alle 18 del pomeriggio di sabato ad allestire il tappeto, quindi chi volesse vedere l'allestimento può venire già sabato pomeriggio sera, avremo anche un momento di musica, concerto eccetera. Per vedere l'Infiorata finita bisogna venire al mattino di domenica fino alla sera alle ore 20, perché poi verrà appunto cancellata, ci sarà la solenne processione e daremo spazio anche ai bambini del paese di poter realizzare appunto i loro quadri come Madonnari nella piazza dove togliamo le macchine, per un giorno la lasciamo ai bambini che se la godono e se la vivono. Questa iniziativa ovviamente è organizzata dalla Proloco, ma non si farebbe senza il supporto delle contrade. È nata nell'ambito della Proloco come è nato il Palio, per questo è stato bello mettere insieme oggi queste 2 iniziative di grande importanza per Noale ma per il territorio veneto, nate tutte e 2 dentro la Proloco e portate avanti dalle stesse squadre, solo che l'Infiorata rimane in capo oggi alla Proloco, mentre il Palio ha fatto un passo in avanti, si è costituito associazione, c'è dentro ancora la Proloco, ma cammina con le sue gambe. Noale in questo momento, con questi 2 eventi a giugno, si presenta come una capitale di questo, diciamo, turismo legato al passato, Noale, borgo dal cuore antico, ma comunità viva. E questo lo dimostra, perché quando si organizzano eventi così bisogna veramente che una comunità sia viva, molto legata tra generazioni, perché in Fiorata abbiamo gli anziani, ma abbiamo anche i bambini. E quindi questo è per noi un grande valore anche sociale e aggregativo. Grazie. Grazie Enrico Scotton. Io direi, se Enrico sei d'accordo, di sentire Giorgia Senno, che assieme a un altro giovane, che se non sbaglio è Nicolò Tosato,
è la protagonista, l'autrice di questo disegno 2026 dell'Infiorata. Prego, e possiamo anche svelare. Possiamo svelare in anticipo. Buongiorno, grazie intanto dell'introduzione. Come si diceva dall'introduzione, il disegno di quest'anno è dedicato a San Francesco, che è il patrono d'Italia, dei suoi 800 anni dalla dipartita. Allora, può sembrare un tema semplice, però per noi non lo è stato, perché volevamo dare una lettura diversa. La lettura di quest'anno è una lettura come se fosse San Francesco fosse tra noi. Cosa voleva dirci San Francesco al giorno d'oggi? Sicuramente qualcosa riguardante l'ambiente, sicuramente qualcosa riguardante il consumismo e la poca condivisione. Questi sono i temi centrali dell'Infiorata di quest'anno, un'infiorata che è lunga 35 metri, come diceva prima il Presidente, ormai è un'infiorata unica sotto la nostra torre dell'orologio, con materiali vari, può essere soprattutto e prevalentemente fiori, quarzo e altri materiali. È un disegno creato da un gruppo, quindi è vero, io ne sono la creatrice perché fortunatamente gestisco un po' la grafica, però è un gruppo che, dico sempre, è fatto da un gruppo di nove realtà, Contrade, Tempesta, Proloco, e quindi penso che sia una cosa meravigliosa condividere una cosa unica assieme per dare un messaggio appunto riguardante tutto quello che è ormai nostro, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio di San Francesco, che è questo consumismo, questo ormai inquinamento. Vi svelo solo una piccola cosa che abbiamo inserito all'interno delle piccole api disegnate, fatte con i fiori, perché ormai anche l'ape è diventata questo simbolo di questo inquinamento. Ecco, questo è un po', mi sentivo di dire queste due parole. Grazie, Niente. veramente interessante, ci ha anche anticipato quindi quello che sarà la sorpresa dell'evento, quindi ringraziamo lei e tutta la squadra che insieme, come diceva anche il Presidente Enrico Scotton, è un lavoro di comunità, di squadra, di gruppo, perché da soli non si fa nulla ormai, è fondamentale condividere. E poi San Francesco lo chiede, credo, perché la sua storia e il suo insegnamento è quello della condivisione. Grazie ancora veramente Giorgia e complimenti. Bene, adesso io direi di, se è possibile, la regia di mandare l'altro video, perché in questa occasione un'unica conferenza stampa per presentare due eventi straordinari. Dicevamo, l'altro è quello del Palio, che anche questo ormai non è così un evento recente, è 27 anni, 29 adesso siamo, quasi trentennale anche questo, e questo è un evento che diciamo raccoglie una adesione, una partecipazione a volte anche difficile da governare, perché arrivano decine di migliaia di visitatori e ovvio ci sono richiami notevoli, ci sono oltre 1000 figuranti, c'è un'accurata attenzione ai dettagli, al vestiario, cioè tutti i soggetti che partecipano a questo evento sono tutti quanti attenti a una veste, a un abito, a un abbigliamento che è diciamo d'epoca. Io ricordo ancora ai primi casi il rigore con il quale il compianto geometra Rigo richiamava tutti, o è una cosa vera o è medievale, no? C'era anche la cena medievale con diciamo tutte le stoviglie in coccio, quindi una cosa complessa, difficile da realizzare. Insomma, il Palio per Noale è una passione, è un evento straordinario, un evento che coinvolge moltissimo, perché coinvolge tutte le 7 contrade, coinvolge tutto il volontariato della città e di questo, prima di sentire l'intervento di Massimo Casotto, chiederei alla regia se può mandarci l'altro contributo video. Grazie.
Bello anche questo. Complimenti anche a quelli che hanno realizzato questo video. Volevo rassicurare tutti, il Palio prevede un premio a chi vince, ma anche una forma di diciamo, invito ad essere migliore, a correre per vincere la prossima volta, e quindi chi arriva ultimo viene tinto di nero col carbone sul viso. Ovviamente è un gioco che ci insegna molto, perché nella vita non bisogna mai demordere dal continuare a combattere e a fare del nostro meglio, quindi è un gesto che ha un valore, diciamo, educativo, non ha un valore di disprezzo verso chi arriva ultimo, non sia mai frainteso. Poi volevo dire, come avete visto, il Palio si svolge in un contesto, quello tra le due torri, la rocca di Tempesta, quindi manufatti che risalgono al XII secolo, tra il 1100 e il 1200, ancora fortunatamente abbastanza ben conservati, così come è conservato, lo diciamo per gli ospiti che vorranno venire, tutto il centro storico di Noale, perché a differenza di altri abitati, fortunatamente le tre piazze, la piazza Calvi, la piazza 20 settembre e la piazzetta del Grano, che le unisce entrambe, non hanno avuto modifiche o interventi demolitori pesanti nel corso del secolo precedente, dopo tra la prima e la seconda guerra, e soprattutto come in altre città importanti del Veneto dopo la seconda guerra. Noale è rimasta intatta, e questo è un motivo in più per venirla a visitare. Oggi si parla del turismo di mezzo, del turismo che stanca e ossessiona Venezia, ma andateli a Noale, voglio dire, non solo il giorno dell'infiorata del Palio, ma anche gli altri giorni dell'anno. Noale è città picta, Noale è una città medievale da vedere. Speriamo anche che, grazie all'amministrazione, poi sentiremo l'intervento del sindaco o della delegata, possa presentarsi anche in futuro con un abito ancora più accogliente e importante. Darei adesso la parola al responsabile dell'associazione che cura appunto il Palio di Noale, Massimo Casotto. Prego Massimo. Tanto buongiorno a tutti, grazie Alessio per la presentazione. Ormai hai detto quasi tutto del Palio, non mi resta poco da No, tu hai un sacco aggiungere. di cose da aggiungere, sì, sicuramente. Hai già fatto un'ottima presentazione. Quindi, come diceva Alessio, il Palio si svolge a Noale ormai da 29 anni, è la 29esima edizione, quindi siamo pronti per l'anno prossimo per rendere la manifestazione ancora più grande con il 30° anniversario, quindi sarà una cosa da non perdere. Il Palio coinvolge oltre 1000 figuranti, quindi divisi fra 7 contrade e la Proloco, perché siamo 8 soci dell'associazione Palio, per cui c'è parecchia gente di Noale che si impegna, e si impegna per mesi, perché sono 6-7 mesi che stiamo organizzandolo, e adesso abbiamo bisogno di 15-20 giorni per trasformare il centro storico e farlo ritornare ai tempi del Medioevo, quindi chiudere il centro, farlo tornare, cioè senza tutta quella che è la tecnologia di adesso, quindi come avete visto nel video, quindi con costumi, con strutture, con tutto quello che c'è. Riguarda il Palio, rievoca una corsa indetta dai signori Tempesta, vogari del vescovo di Treviso, nel 1939, dai documenti che abbiamo trovato nel capitolo a Treviso. Quest'anno si svolgerà il 19, 20, 21 di giugno. Il 19 giugno sarà l'apertura del Palio con la disfida fra i musici e sbandieratori delle 7 contrade. Poi il sabato 20 prenderà ufficialmente il via alle 18:30 con la cerimonia di presentazione del Palio in Piazza Castello, alla presenza di tutte le autorità e degli artisti che hanno dipinto il drappo, quindi sempre Giorgia e Nicolò, che sono loro che hanno fatto anche il drappo del Palio quest'anno. Proseguirà con la messa, con la benedizione del Palio. Prosegue poi con la domenica. Sabato, da non dimenticare che noi abbiamo anche un altro dei punti clou del Palio. Oltre alla corsa abbiamo la cerimonia della Bala d'Oro, che era una tradizione antica dove venivano presentate tutte le diciottenni del paese e del contado, quindi delle frazioni, che si disputavano la fortuna di estrarre fra tante sfere di legno portate dai notai 4 sfere dorate che corrispondevano ad altri premi equivalenti all'antica dote di 12 ducati messa in palio nel Medioevo dalla confraternita dei Battuti. Quindi abbiamo come sempre una folta partecipazione di tutte le diciottenni ogni anno, le avete viste anche nel video,
che si disputano appunto la fortuna di beccare le balle d'oro. Il sabato finirà con uno spettacolo di fuoco in piazza, la domenica invece la rievocazione inizia alle 10 di mattina con il palio dedicato ai bambini, dove ogni contrada presenta un lavoro, un'attrattiva che i bambini potranno svolgere insieme ai contradaioli che li istruiranno, quindi avranno la possibilità di provare antichi mestieri, antiche cose, di dipingere, di fare, ed è sempre molto, molto partecipata. Nel pomeriggio alle 17:45 ci sarà il consueto corteo storico, dove là abbiamo, fra gruppi, ospiti e figuranti, abbiamo 1200-1300 persone in costume, quindi fra musici, sbandieratori e figuranti. Si svolgerà lungo gli spalti per arrivare in piazza Castello. Seguirà il momento clou di tutta la manifestazione, che è la corsa del palio. Verranno sorteggiati gli atleti che faranno una gara di 1600 metri intorno alla Rocca e intorno al centro storico, uomo-donna, quindi una staffetta. Il vincitore potrà portare in contrada il drappo, che rimarrà della contrada, e l'ultimo, come hai detto giustamente, verrà dipinto di nero assieme al capitano della contrada, non solo l'atleta ma anche il capitano verranno dipinti di nero. La serata proseguirà con una serie di eventi, di manifestazioni in piazza, in Rocca, musici, giullari, ci sono teatranti, duellanti. Il pubblico nel frattempo potrà visitare tutte le varie attrazioni del mercato medievale, assaporare i prodotti tipici di un tempo presso le taverne, e la manifestazione si concluderà alle 23:45 circa con uno spettacolo in piazza e con qualcosa che stiamo vedendo, per ora è ancora, chiamiamolo un mistero, se possiamo fare qualcosa sulla torre. Quindi è una manifestazione che ci coinvolge per un bel po' di tempo, coinvolge quasi tutta la cittadinanza, e speriamo che parecchia gente possa venire a godere degli spettacoli che noi offriamo, ad assaggiare quello che noi offriamo a livello culinario e a godere del nostro centro storico, perché il borgo di Noale merita, essendo anche l'unica città murata della provincia di Venezia. Quindi abbiamo, come dicevi giustamente, dei monumenti molto ben conservati che in questa occasione noi sfruttiamo per riportarli, per quello che riusciamo, agli splendori del 1300. Quindi aspettiamo tutti il 19, 20, 21 a Noale per godere dello spettacolo che speriamo di offrire con l'associazione Palio. Grazie ancora a tutti e grazie Alessio. Grazie a Massimo Casotto, facciamo un applauso anche al presidente di questo importante evento, che faccio notare, chi ha fatto il logo di quest'anno e questa bella presentazione, c'è scritto sotto rievocazione storica, cultura, tradizione e passione. Questo lega un po' tutto l'evento, e curiosità direi io anche, perché chi verrà a Noale, non so, lancio una considerazione a rischio, ma ci sono delle sorprese. Per esempio c'è il Museo della Cultura Contadina, che è una cosa di una rilevanza, di una curiosità straordinaria. Immagino che sarà aperto, sarà difficile entrare perché però sono curiosità, e chi non può entrare, chi non potrà entrare, potrà pensare di ritornare a Noale in un altro momento, perché Noale, ripeto, io adoro la mia città natale e la vivo con gioia in ogni momento, e quindi questi eventi mi caricano maggiormente. Diamo la parola adesso all'amministrazione comunale, alla cara Marianna, in sostituzione anche del sindaco, ma lei è autorità conosciuta e quindi prego Marianna. Grazie consigliere Morosin, grazie anche dell'invito, è un onore per noi poter presentare questi fiori all'occhiello della... Scusa, Marianna Durigon, diciamo. Durigon, sì, con lei. Presentare questi due meravigliosi eventi in questo prestigioso location. Che dire, i video veramente mi hanno emozionato, condividiamo una grandissima passione per il nostro paese. Devo dire che ogni volta che rivedo i video, anche se ormai siamo abituati a vederlo fin da piccoli, ho proprio il cuore gonfio di gioia e soddisfazione, non è un'iperbole quando dico che ho il cuore gonfio.
per due aspetti. Il primo, vedere 2 manifestazioni così importanti annuali nello stesso mese, credo che poche città o pochi comuni possano vantarle. L'altra cosa che mi piace sottolineare, si diceva il termine passione, e vorrei proprio andarla un po' a sviscerare nel senso della cura che viene messa. Nell'Infiorata c'è una cura nel dettaglio, nella preparazione dei lavori, si parte molto tempo prima, c'è tutta la spettalatura, ma diciamo si parte veramente con tantissimo lavoro alle spalle, e il palio è lo stesso, sono giorni e giorni che vediamo i volontari che preparano il palio per un weekend. Sono entrambi eventi molto complessi, quindi venirli a visitare è l'unica cosa che consiglio per poterli apprezzare. L'altra cosa che mi sento di dire è quanto siano inclusivi. Si usa tantissimo questo termine, ma entrambe le associazioni ed entrambi gli eventi non lasciano indietro nessuno. Abbiamo la possibilità veramente di avere una vastità di occasioni, di eventi, di iniziative legate sia al mondo dei bambini fino al mondo dei più saggi, diciamo così, e che quindi possono veramente offrire un'opportunità di divertimento e di apprezzamento della nostra città. L'amministrazione, ovviamente io sono qui, porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione, è veramente orgogliosa di questi 2 eventi, e quindi invitiamo tutti a venirli a visitare e anche a venire, per chi non conosce ancora, a venire a scoprire la nostra meravigliosa città. Partiamo da questa collaborazione. Anche questa è una cosa importante, parlando spesso con gli altri amministratori sento una crisi nell'associazionismo, nella partecipazione. Ecco, annuale è vero che c'è, ma voglio dire abbiamo un risultato qui a giugno veramente straordinario, quindi invito tutti a dare soddisfazione e valore al lavoro che tutti i nostri volontari prestano, e speriamo come comune di potervi dare il massimo supporto e portare avanti ancora per molto molto tempo e ampliare entrambe le iniziative. Grazie davvero a tutti. Grazie a voi. Con questo io avrei concluso, ma dicendo che cosa? Che questi eventi hanno un valore di coinvolgimento di tutta la collettività e un valore storico-identitario straordinario. Quindi teniamoci con impegno queste storie, queste iniziative, queste manifestazioni, perché sono il segno di una comunità viva, di una comunità che crede nel proprio futuro e anche nella propria storia, e noi ne abbiamo tanta da mostrare. Grazie ancora a tutti.